Con i bambini che poi, certi bambini che, c'è proprio, di quei leggeroni marzi, ti te pensi che sia bambini, e invece sei di quei proprio, di quei che avvelena i piccioni perché non li puoi mettere nelle sedie elettriche piccolette che ha fatto a casa, quei cattivissimi là, che poi gli sa di tutto, gli sa tutto. Ad esempio, era un bambino che va a casa, che dici, mamma, senti, Mattino dopo aver fatto l'amore, ti ringrazi papà? No? Papà, senti, Mattino dopo aver fatto l'amore, ti ringrazi la mamma? No? Ma allora dici, sta educazione sessuale, che roba seria poi non riesco a capire. Vedi, che quella roba là che non riesco a capire. E d'altro canto, l'educazione sessuale è un po' una preoccupazione dei genitori, te sa? Perché i genitori si vergognano a spiegare che poi quest'altro non sa, a scuola. Tant'è vero che un giorno finalmente arriva sto muletto, già grandicello insomma, arriva a casa che fa, papà, oggi ho avuto la mia prima esperienza sessuale. Oh, meno male, sono proprio contento, guarda. E la seconda, ma dici quando mi passa il brusore del culo vedremo che dico, che figure ragazzi, che ti capita, che fa queste esperienze qua che ti trovi veramente proprio come, ad esempio, ecco, parlavamo prima dell'educazione sessuale, che ormai è diventata una materia di studio, a scuola proprio, solo che non tutti sa. E se immaginate voi che arriva a casa sto bambino di 12 anni che dici, papà, senti, Matti, quante volte dici alla settimana di fare l'amore con la mamma? Come se permetti? Tia, mi fa queste domande, ma vergogna! Pippa, no, schiaffe, via in camera! Ma guarda che vergogna, ma guarda che roba! Va subito della moglie che dice, ti hai visto che roba? E torna a casa e viene lei che dice, quante volte alla settimana? Ma te se rendi conto, roba? Mi rendo conto che ti sono un ignorante, subito la moglie. Come mi ignorante? Sicuro che te sono ignorante! Ma non ti sa che oggi l'educazione sessuale che insegna a scuola? Ma cosa, che insegna queste robe qua? Queste robe? Che insegna a tutti, non sei mica come te ignoranti che la prima volta non ti sai neanche come fare? Ma cosa c'entra? No, oggi a scuola sei giusto, e che insegna tutto, dall'A alla Z. Lori sa tutta quanta l'educazione sessuale, Lori conosci tutto, e ti ancora te che dà le schiappe, che non che viene il shock. No, perché ti sa come si oggi pioi, no? Che viene il shock dopo... Va a domandare che scusa, no? Senti, scusano che domando al mulo, Beh, allora se non te che domandi scusa, me lo giustifichi te. Sappi che a scuola l'educazione sessuale è sé. Oh porca miseria, ma guarda ti che roba, ci sono rimasto proprio dentro, io sono proprio in sempia, Boh, insomma, che dirò qualche cosa. Vai in camera, vergi la porta, non te trova sto muletto che si sta masturbando furiosamente con Playboy davanti. Dio povero, se resta così sto papà. Poi che hai detto, senti Gigino, quando ti ha finito il compito a casa, vieni là che ti dico una roba, perché si è confuso anche lui le idee, ti capisci?